Una comunità unita ma allo stesso tempo discreta e rispettosa dei tempi del dolore. Dalla parrocchia alla Caritas fino al comune, Vittorio Veneto è pronta a dare tutto il supporto possibile alla famiglia di Marie-Louise. La mamma camerunense è morta per un tumore al seno all'ospedale Cafoncello poco dopo aver dato alla luce il suo quinto figlio. Noi siamo il comune ma siamo anche persone e quindi siamo particolarmente vicini a questa famiglia, in modo particolare ai bambini. Abbiamo cercato di dare una mano al padre per le pratiche del caso, risolvendo alcuni problemi pratici, e od ora ci concentriamo la nostra attenzione tutta sui bambini in primis. Saremo ovviamente a disposizione per tutto ciò che può alleviare la fatica di questa situazione, ma anche aiutare i bambini a crescere il più serenamente possibile. Uno strazio inimmaginabile quello del marito Lambert e dei suoi piccoli, che saluteranno per l'ultima volta Marie-Louise l'11 novembre nella chiesa di Sant'Andrea, una testimonianza, proprio quella del marito, che colpisce profondamente. Non piango mai, ma mi trovo sempre che piango, perché questa donna mi ha lasciato un vuoto nella vita, ma per ringraziarla darò il massimo per fare crescere bene i suoi figli. La Caritas ha aperto per questa famiglia un conto corrente. Da tutta la provincia ci si sta mobilitando per aiutare il papà nello sforzo enorme che lo attende. Ora la speranza è che la solidarietà vada oltre il momento specifico e che si possa davvero inserire questa famiglia in una rete di famiglie, di solidarietà che aiuti e che supporti la crescita di tutto il nucleo familiare.